E ora ritorniamo in libreria per qualche consiglio di buona lettura offerti da Silvia Mazzetti. Iniziamo parlando di una scrittrice che ha fatto della scrittura la sua vita, tanto da affermare ripetutamente che nel bene o nel male sono sempre stati gli scrittori a cambiare il mondo e che la scrittura è il mestiere più utile che ci sia sulla faccia della terra. Torna Inshallah di Oriana Fallaci, un libro che fu pubblicato nel 1990 da Rizzoli e che torna ora a distanza di quasi 20 anni con una prefazione scritta da Gianni Riotta. Oriana Fallaci in questo libro tratta la guerra civile del Libano degli anni *80, ha sempre avuto un grande talento, tanto che sembra dipingere nella mente del lettore, quindi è quasi una pittrice della mente e racconta la guerra e lei urla l'orrore per la morte e l'amore per la vita. Ed ora parliamo di Philip Roth con questo libro intitolato Indignazione. Il protagonista si chiama Marcus Messner e ha 19 anni ed è un ebreo. Diciamo che lui racconta la vita, pensate un po' dall'aldilà. Infatti Marcus è morto in guerra in Corea il 31 marzo del 1952. In questo libro l'autore ci fa riflettere sul senso della vita, sul destino e sulla morte. L'indignazione del titolo infatti si riferisce al fatto che il ragazzo era un ragazzo modello, buono e bravo, eppure la morte che lo aspetta è tragica, è una vera tragedia e questo ci fa ovviamente riflettere. Philip Roth pensa alla vita e al fatto che ci sia un legame, forse, tra come si vive e come si muore, o forse no, dato che Marcus ha vissuto sempre molto bene, eppure la morte che lo aspetta è veramente devastante. Marcus Secchi narra la storia di una coppia, Anna e Tom, che hanno un unico desiderio, che forse è quello di tutti, cioè essere felici, essere una famiglia felice. Un giorno trovano nascosti nella loro casa 37 pacchetti contenenti ognuno $10.000, insomma $370.000. Voi che fareste? Il problema è che oltre a questo gran malloppo trovano anche un cadavere. Questa è Brava gente di Marcus Secchi. Di Andrei Longo con questo libro intitolato Chi ha ucciso Sara, caratterizzato da un ritmo leggero e allo stesso tempo veloce, coinvolge il lettore in questa storia molto intricata. La storia infatti è un giallo e il protagonista è un napoletano, lo scenario è Napoli e il protagonista si chiama Canfora, che dovrà ovviamente risolvere questo caso di omicidio. Insieme, pensate un po', a un collaboratore, Cipriani, che è bresciano. Le ipotesi del lettore difficilmente ci azzeccheranno perché l'autore è molto abile nel depistare le sue ipotesi. Questo è Chi ha ucciso Sara di Andrei Longo. Da Via Trieste anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:25 su Teletutto, il sabato alle 13 su Brescia Telenord. Grazie per essere stati con noi.